Yessi o no yessi? Chist è il dilemma. PA e Silizia English, taccate il telecomand, fur la tazze e sta per scomenzare Canal Furlan, Osterie TV. Sigle. Un mandi a due che ci stesse chialante di chiase, trasmissione particolare con Osterie TV, a chi mo in traspiarte, perché le altre puntate erano a Curbon, per precisione a Brezzano. Questa volta invece si tornasse a Rivalical Club, dunque in provincia di Udine, tal Friul Rignicul, come che veniva chiamata all'epoca, e si trasferisse a Cividat, a chiesa del nostro amico Gigi Mosul, per commentare un po' questo campionato dilettanti, in particolare l'eccellenza e la promozione, insomma, che alla fine ha quasi già deciso sia perché che riguarda la testa sia perché che riguarda la coda. Allora innanzitutto Gigi, grazie per la tua ospitalità. Per prime volte in quasi 10 anni, anzi in 15 anni che si conoscono, per prima volta facevo un'intervista quasi tutta in marilenghe. No, ma senza ora, insomma, io facevo di culla perché io vengo dal paese dei Longobardi, no? Longobardorum, quindi di Cadeaga, di là de Aga, no? Si sindica e di là perché si praticamente sul point, insomma, quindi per Furlan, ecco via. Come allora, innanzitutto facevo un brindisi agli nostri amici, vedo che è la nostra tradizione, facevo in che periodo? Sì, no? Ma lei insomma, no? Sento una roba, allora, cominciamo a chiacchierare un po' di Chis Benedetto campionato di eccellenza, Mo Falcon, salvo raffreddoso dall'ultima ora, basta un pont, e lei praticamente in Serie D, e che Atris, il Chiarlin Muzzane, le ultime giornate se l'ha cominciata a Pier di Colps, il Vesna è tornato fuori, quindi il campionato è già finito, insomma, no? E sono 12 punti di vantaggio, manca un ponte, ma un ponte può anche perdere tutti perché che sotto il Vesna e PS Cimol Charlings non arriva più a Zapalo. 12 punti a 4 giornate esalterne. Quindi sono 12 punti e quindi il campionato è praticamente finito, insomma, no? Il Vesna, io però ti dico che il Vesna che aveva è l'unica squadra che ha battuto il Fincantieri. Beh, anche il Chiarlins. Anche il Chiarlins, esattamente. Ecco, e facevi il conto che alla 20ª giornata aveva esattamente 30 points, 38 punti, perché aveva recuperato una partita a 38 punti e come da 53. Quindi ha fatto in 6 partite ha fatto esattamente 15 points, a differenza dal Charlins che andava a fare 4. Sì, ma il scalo improvviso dal Charlins Muzzane, te lo spietavi tu oppure era già programmato? No, perché che la squadra comunque giocava bene. Altro che io l'ho veduto 2 volte che Stang giocava benissimo e avevo indicato io ho veduto dopo il Fincantieri, il disegno Falcone l'ho veduto dopo e ho pronosticato senz'altro i Charlins, però che scalo improvviso di fare in 6 partiti 4 points, capisco, e lei vuol dire che è subentrato qualcosa, qualche infortunio senz'altro, qualche assenza non di meno, e in fin dei conti è andato per 2 squadre, una alla vissuta e una alla pareggiata, ha fatto 4 points a differenza del Mofalcon che andava a fare 15 e andava a fare 15 senza il Vesna come che dicevi. Sì, se fosse il Vesna è stato dato massa in anticipo fuori dai giochi, no? Perché riguarda i playoff, no? Perché se vengono i triestini se partissero bene, dopo va così come all'improvviso invece è tornato fuori. Io onestamente a metà campionato avevo giocato fuori da cosa, sì, perché è una tradizione che a Trieste di non vado in non ha interesse di là, invece grazie al Muzzane, insomma il Charlie Muzzane, e invece come entra in quota, però come è una sfida alle riprese del campionato e è proprio la prima, quindi la seconda che è Mofalcon, quindi il Vesna, e lì si voterà, insomma Zuina Mofalcon, però come tu hai detto il Vesna aveva lottato per 10-12 giornate, dopo ha avuto un calo calato in classifica, infine, però insomma come ti dispur 6 partite ha fatto 15 punti,
5 vittorie e una sconfitta, a differenza di come che l'ha fatta il Mofalcon, ti ripeto, però il calo del Charlins Muzzane io non me lo aspettavo, anzi perché è un allenatore bravo, Birtic, che di calcio si intende. Secondo me è successo qualcosa in società o in squadra, qualche mancanza o le succeduto una cattiva preparazione, però permettimi, bisogna essere onesti che comunque la società, attraverso sia il presidente che attraverso il direttore sportivo, si impedite che il loro obiettivo era salvarsi, cioè fare i famosi 40 punti e dopo eventualmente se che veniva. Sapevi che comunque da ora in società che oltre a essere serie e anche, come si dice, il strang o il polvar, in base a come che si dice in da questa regione, che può anche permettersi, tra parentesi, di poter fare un saldo di categoria. Sì, ma di fatto l'obiettivo che tu dicevi tu, che era di salvarsi, cioè tu ci metti in mano in davanti, però la squadra come è costruita, un allenatore che non è che viene a allenare squadruti, insomma, non che ha giocato a livelli medio alti, anzi alti, e non viene lì se non ha un obiettivo, se non ha già una predisposizione di possiamo salire. Quindi Birtic è la con Keldi, la Sosa, Nuta idem, ma me l'aveva manifestato dopo nell'arco del campionato, come sono stati a pari con il Mofalcon, aveva manifestato l'opinione dopo la sconfitta dal Mofalcon a Quar, io rivedo la partita, insomma 4-1 con comitanza vittoria dal Charlins che si era fatto sotto a 6 spons, insomma che il campionato si poteva riviarsi, no? Però la pausa è arrivata che domenica di pausa è colata a Fasuli per poter riprendere le energie dall'UFM, perché effettivamente tra Zenare e Febbraio l'UFM aveva dimostrato un po' di qualche gol di toss interessante per poter rischiare anche, no? Sì, anche loro hanno avuto momenti di calo, però e forse, permettimi, la pausa è azzovata al Mofalcon, però è appesata sulle economie dal rendimento della squadra di Charlins. Di Charlins, senza altri, o pensi che era una sosta programmata per eventuali recuperi, no? Come si dice, nel frattempo hanno giocato le finali di Coppa Regione e Coppa di seconda di terza categoria e la squadra ha avuto questa giornata di riposo, però la giornata di riposo che viene come la sosta pasquale sta bene al Charlins, insomma, per reintegrarsi, che recuperi qualche forza, che recuperi anche qualche giocatore, perché così insomma piarta anche il secondo questo, insomma, no? Seconda roba invece, come insegna chiacchierare fin come insomma da Sdor, per capire che ormai Mofalcon l'ha messo chiaramente alla vigilia, lo ribadenga la squadra che aveva di stravinzi il campionato, e il Cordenon secondo te per tornare in corsa? Il Cordenon se ha un calendario molto facile lo ce l'avevi, però sì, per il secondo posto, no? Se parliamo solo di quello, sì, non mi di che, cioè il playoff è il secondo posto, quelle altre non si creano. Ormai ce ne in tre, Charlins, Vesna e Cordenon. Cordenon se ha qualche punto di distacco, mi pare che ha un 3-4 punti, quindi ha un 3-4 punti di distacco, quindi è difficile il ciapaio, e dipende se che fa il pasore. I primi caldi. Allora ti dico, dopo la sosta scommessono altri campionati, dura 4 giornate il campionato, e il Vesna piardinta Mofalcon la ripresa e poi succede che caso, anche se non capisci il Furlan, però secondo me capisci, no. Naturalmente, insomma, il fatto è questo, il calo clamoroso del Charlins Muzzane ha lasciato via libera a Cordenons, tra l'altro, e anche al Vesna. Il Mofalcon naturalmente era la squadra maggiormente indicata per salire di categoria, ma anche il Charlins, perché ha fatto una campagna acquisti buona, insomma, no? Fabro, Battaglini, dopo ha accettato fuori un 2-3 fuori quota che sono veramente bravi, no? C'è il Vesna ha giocato importanza, Mugliasa, insomma, si praca, tutta che in cacchia ha giocato, altri livelli. Uomini in più di categoria. Sì, sono che cacchia ti fanno la differenza, no? In ogni momento, poi non ti vedi tutta la partita, però dopo ti risolvi la situazione in 30 secondi, no? E quindi
salutiamo il Mofalcon che va su, ancora facciamo i complimenti a mister Zorati che ha messo la panchina verde e come torna a vincere un altro campionato. Ci augurerei insomma, che questa volta il Mofalcon facendo un campionato di Serie D, nel senso che non va di su e torni dormant, sì. Questo è l'importante. Anzi, perché sì, non vorrei come sono due simbolico che li do triestini che zirin di vigno, ma io spero che stedin là che stedin là per andare per quelli si può dire tra i pisi, insomma. Aspetta la Triestina che abbiamo provato un anno con la Triestina, che no? È polizia dappertutto, e portava pubblico, sì, però che mi vengo il crash è un discorso, però se mi vengo la Triestina vuol dire che sei all'ennesimo fallimento di una società che non arriva più a parte lo stesso calcio a Trieste ormai non si arriva più a farlo, se una Triestina permettimi vari si fa la fine da Progurizza e sin a chi livello secondo me. Però Piesta ci muove Trieste perché Trieste è una cittadina abonda industriale di disegno, no? Insomma, col porto e con tutte queste cose qua che sono al porto e per qualcuno dice passo questa squadra non ti aspettare che venga in di fura fazzei insomma che di che si sa è un problema sa già poi stipendi certo anche se non c'è di tapponà però di notizie si arrivi anche in Friuli che notizie anzi e ti direi non go malani ti direi di più domenica è stata avviata una partita di promozione che usava la squadra triestina e naturalmente casualmente mi sono sentito di una signora triestina casualmente insomma che somigliava alla più predisposta diciamo così no? Insomma Triestina perdeva 1-0 dopo 1-1 2-1 che ha perso sono contenta che Gabbi ha perso ma signora ma perché dice così? No perché non li porta come non sei Trieste sì allora dice non posso stare contro la Triestina ma dopo attenzione anche Trieste adesso chi che sono sul cazzo chi che sono a basso quindi io sono restato meravigliato come se mi dicesse uno di Udine sono contento che perde Udinese a me insomma è un controsenso no? Quindi... Sento una roba torna a chiacchierare invece da eccellenze come se che il resto allora Lumignac le Salve tranquille beate Porticciolo ennesimo conquistato e chi altri? Ma io vorrei proprio fermarmi sul Lumignano un momentino perché le partite male, è cambiato allenatore un altro, dopo le è arrivate Cortiula, Pino Cortiula e l'ha cambiata la situazione invertita la rotta di marcia va bene che ha scelto un 2 giocatori c'è il Del Mestre il portiere però come l'ha fatto il Lumignaco ha fatto 6 vittorie di fila e quindi 6 vittorie di fila vuol dire che è arancia prima poi c'è di squadra no? Quindi permettimi una roba il Lumignaco il prossimo anno sicuramente punta a far saldi di qualità oppure il famoso lotto però si ferma a un certo punto a metà stagione non pensi che vedi ambizioni di là in Serie D insomma perché è un paese Lumignaco no? che è comune di Risan tra l'altro un Pavia di Udine Pavia di Udine dai lì a Tor dai ecco e quindi per me il campionato di eccellenza è già un campionato dispendioso abbonda attraenti insomma per un paese però magari è stato arriva qualche sponsor qualche don che la vuole di sganciare sì, ma da mandorle chi sta dappertutto anche qua sono arrivati ecco a Manzani invece è un po' di cose e tanto discorso da Lumignaco non so secondo me non ha intenzione di lassù insomma perché non vi ho insomma però come tu dici tu può venire un lì a portare un bel sac di grano per Furlan o per Italian e quindi sia dura e finita che sbandisla Andrei non si fa in più e quindi il nome del grano che conta ecco in che casca sì e poi sì però non vedo insomma poi la struttura non è il campo non è proprio di Serie D insomma dai. Quindi sta ben lì un bel campionato nella parte sinistra della classifica sei contento che è una squadra che parte sì passati no? È una squadra di calcio anche del chiosco sì tra il chiosco e poi è bella gente laggiù sempre Lumignaco quindi anche tu ti divertisci se vedi sì ma perché no, più di quello secondo me non è necessario se uno ha ambizioni però insomma il campo decide come si dice per
loro. Chiacchierando che altre squadre, cominciamo ad andare nella zona rossa. La zona rossa è complicata, mi pare che il Tore, l'Oltre sappiamo che è retrocesso prima che inizi il campionato. Il Tore, anche qui vedi, il Tore ha 19 punti, no? Con 19 punti in 26 partite sono pochi. Io allora dico ristrutturiamo i campionati, facciamo salire le squadre, lassù gli squadris di promozione che vedi in proprio consistenza sia di sacco, di grano come dicevi prima, che di squadra, perché sennò siamo sempre lì. Gemonese adesso ha fatto la vittoria e quindi è un calendario difficile però la Gemonese, come vedevi che altro dì. Una vai che è già andata all'oltre, poi sono le quattro che fanno i play-out, no? E che vanno in Cimo 2, si spera che non vengano U2 della Serie D, quindi rimane tutto così. Gemonese è un po' in crisi, tutto il mezzo si è un po' tirato fuori, però... La Manzanese sicuramente con la vittoria di Domeni e Salve, Manzanese e Corner sono salvi, sono salvi, quindi sono qualche San Vitese poi l'Ita San Marco siamo in crisi, insomma, sono tanti squadre sotto che ripeto, dopo la sosta scommessa notte i campionati. Mi tenga il caso che facendo finta che il campionato si definisce, secondo te poi arriva qualche sorpresa di qualche squadra che addirittura salti a livello organico? Ah, può darsi. Qualche scoppio non previsto? Sì, tu dici che non si iscrivi, tu dici, sì, succede neanche roba che ha veduto il Sarone che aveva vissuto il campionato, poi l'altro in Serie D, retrocessa si è sparita, come poteva sentirsi, mi pare, in qualche girone disperso della terza per Denonese, può succedere, però non hai voce, ecco, non hai voce. O i voci piuttosto di prima, io che... proprio de prima B, de prima Udinese, che non va, però stenti a Crodi, insomma, no? A me riferisco esattamente a Real Udine, no? Questa squadra che era partita mi pare che come consentivi di mattina mi hanno telefonato, mi dicono guarda che là c'è un po' di maretta là, ci manca il grano e i giocatori sono un po', però no, sempre il grano, dappertutto, insomma, e quindi che si dà l'agricoltura, insomma. Perché i giocatori si prendono in giuanza per soddisfazione, non dici che non ti dipai la benzina, insomma, la pizza, se che tu, insomma, però va ora, poi non è un lavoro il calcio, è un divertimento. Io si è dissipato per divertirmi, giocare in prima o in seconda, no, caro mio, insomma, insomma, clamorose novità perché riguarda il cosa. No, l'eccellenza non trovo. Io dico, il Manzanese ha adottato una tattica, un obiettivo di giocare con i giovani che stanno usando la testa ha messo questi ragazzi qua in campo che per i prossimi anni verranno già un anno di più, un campionato di più e quindi un anno di esperienza, quindi il Manzanese è una di che squadre che distretto a Chiadre si arriverà a fare finalmente una squadra magari per puntare ai vertici, fa il salto di qualità, o poi si continuerà sempre andare avanti così? Dipende tanto. Io ho sentito un po' del centrosedia che sono in crisi, che Franco Buffon è intenzionato alla SA di domenica mi dice sono Heinz, però lui dice sono Heinz che mi dice, però arriverà il momento che proprio lui dirà basta, sono vicini sono come che hanno fatto tanti, hanno lasciate, sono là. Dispiace, io avevo già favelato in Roma, non so se tu ti vedi, che vedete io in 5-6 anni dal distretto della sedia di 3 squadre se ven fuori una sola, il centro sedia Corno e Manzanese, no? E invece sono tutti strali che il qua si è ripreso, Manzanese anche, insomma San Giovanni ormai non si chiacchiera più di ballon perché si chiacchiera di seconda, massimo seconda categoria, più di Leno Laran. Sì, sono in terza, hanno perduto domenica, mi pare con l'azzurra Premariacco, quindi perché sono fuori dai playoff, ma insomma abbiamo il team di rientrare con 3-4 partite. Però il discorso è, come hai detto tu, manca la segatura nel triangolo della sedia, non c'è più segatura e quindi non si arriva a fare più. L'idea andiamo a sarà il nostro appuntamento perché ben circa 20-22 minuti. Facendo un po' un bilancio di fine stagione, in che senso? Allora, innanzitutto ti dici la promossa, cioè che tu dai di bevi, ti fai bevi chist bon,
Prosecco Extra Dry delle cantine di Rauscedo, a cui hai fatto bevi. E che ha fatto mio, Monfalcone. Scusa, Monfalcone che scusa, Monfalcone, ma io direi Sanchez Charlins che si tiri su perché le partite secondo me non avevano le dichiarazioni di vigilia erano così per mettere le mani avanti, no? Come si dice, la situazione però era che la squadra era competitiva e anche il giocatore perché hanno investito molto, Zanuta Leun che non è partito lui del secondo e terza, quindi io facevo bevi anche a loro, ma prima che scommessi l'ultimo giro dei 4 partiti, allora, partirassi su per arrivare secondo, insomma un buon Prosecco perché secondo me che arriva seconda, secondo me io avevo sempre detto che arriva seconda in Friuli e poi lassù, perché con i spareggi nazionali poi lassù è una che va a fare le finali nazionali tra le seconde, perché sono 3 partiti, quindi comunque ecco, esattamente, sono 3 o 4 partiti per lassù, mi pare 3 e tu arrivi su lassù e quindi e poi tu sai che Serie C, D, interregionale come si chiamavi, che sono sempre dei faianze di squadre che non si iscrivono più, un po' ci sembra si può iscriversi, ma interviene la Lega, fammi via di sacco è vuoto e allora quindi non ti sacco è vuoto, non invece la seta quello forse non bevi virtualmente a seta, che è un buon rosso, no, questo qui è un buon rosso e lo beviamo, ma io dopo insomma ad esclusione dell'oltre che per me squadra simpatia no, ma l'ha fatto perché lui non si sono mai arrenduti, tanto hanno rispettato i valori sportivi e morali di chi sei in campo che non ti regala niente, no? Io per esempio l'Ita San Marco e San Vitese che erano 2 squadre che hanno giocato in Serie D, sono ristrutturati, si hanno cambiato di dirigenza naturalmente, dopo è difficile partire, insomma dipende più che c'è in mano, però che ecco, insomma, che stanno lottando tutti i due per evitare i play-out e quindi a loro due proprio l'accetto. Rush finale dedicato alla federazione, allora tra un po' la vensi più criticate, come si dice qualche tirate di Aurelis, ecco, a distanza di qualche mese dall'ultima intervista che abbiamo fatto, se opinionato? Cambiato poco e niente, no? Io ho parlato con qualche dirigente che le denti là che ha le mani proprio in pasta, ha detto stiamo valutando la riforma dei campionati. Sarebbe ora, se di buon di Sainz che si incai, non risolve niente perché come ti ho detto, vedi squadre che sono alla 25esima, alla 26 hanno 7, 10, 12 punti, insomma 15, le controproducenti. Poi succede che l'ultima squadra, ti dico il Caporiacco che aveva fatto 3 punti in 24 partite, 3 punti e ho detto una l'ha vinto, no? E ha vinto proprio con quella che stava lottando e quindi l'ha messa in crisi, no? Perché tutti che date siamo in su insomma vedimo per questo vedi se un campionato bilanciato, equilibrato anche sopra ti hanno detto che sta aspettando me scrivi la lettera sì, sta aspettando la lettera è la scritta però sta aspettando non so forse mangia il bol probabilmente mancherà aspetti che torni a funzionare questi in Italia sì come sono che privati sì no come sono che privati come che funzionano anche che però sì bisogna che ci apprendi questa decisione, no? Perché non è assurdo aspettare, ti dico pure la classifica si viaggia sugli allori, poi ti ho detto tante volte che non è solamente per le squadre che hanno 3-4 punti è uno smacco, ma uno smacco anche per i giocatori che vanno in campo, perdigono di domenica, quindi la situazione ti viene voa di Serrato e via, insomma, ecco. Quindi io aspetto che proprio il presidente, tutto il consiglio direttivo che c'ha finalmente questa decisione che se la c'ha in comò e va in corso fra due anni perché non puoi di come al prossimo anno, cioè hanno divisato prima, no? Insomma non posso se ven fur come allora il prossimo anno dal 2016-17 si può fare però altrimenti è finito sì, ci piangiamo un anno ti dite che il tempo è quasi praticamente finito perché sono svolati 26 minuti tanto vi dico che di fulli i rose sono sfloriti la primavera è arrivata Pasca
pancia arriva e quindi l'ufa, le sbattute. salutiamo i calciofili con una bella sbattuta di uova pasquali naturalmente, Ma di che giuste? si divertono, che nell'uovo di Pasqua trovino che c'è una sorpresa che hanno che giusta per il loro campionato, per le loro case, per le loro famiglie, per le loro intenzioni. Ecco, come hai fatto un po' il predi, ma insomma dai. Bene, e come vedo che lui l'ha fatto il prede, io do la benedizione. Sì, salutiamo a tutti. Non resta che Dio saluti i vuates che ci avesse ascoltate, veduti in questo momento, auguravo sicuramente una buona Pasqua e una buona Pascute, anche chi che ci vede la settimana dopo, in repliche, tutto il dire di vei augurio, se non solo in virtù di ciò che succederà, speriamo bene, in questo paese chiamato Italia. Come si dice da Bras Furlans, mandi, alla prossima.